Bentornati al mio appuntamento con le previsioni meteo, un'analisi chiara per quanto riguarda questa settimana con anticiclone prevalente in gran parte stabile, però attenzione perché un minimo depressionario molto piccolo situato sulla Spagna meridionale porterà all'azione di qualche rovescio sulla Sardegna. Vediamo infatti come questo minimo depressionario sarà stazionario prevalentemente proprio sulla Spagna meridionale e sul Nord Africa per portare quindi una fase di tempo un po' più instabile. Tra l'altro avremo il passaggio di correnti umide nella giornata di giovedì che porterà anche la presenza e la comparsa di qualche locale precipitazione comunque di debole intensità, col passaggio di velature e nubi alte con piovaschi sulle zone dolomitiche e sulle zone prealpine centro-orientali. Altro invece sarà in prevalenza parzialmente nuvoloso proprio per il passaggio di queste velature che si concentreranno anche al centro, e invece al sud avremo tempo bello con cielo sereno o poco nuvoloso, eccetto più annuvolamenti sulla Sicilia. Per quanto riguarda le temperature siamo sempre attorno ai 21-23 gradi al nord, fino a 26 gradi invece sulle due isole maggiori. Vedete poi come la giornata di venerdì avremo solidi addensamenti e questo minimo depressionario che porterà ancora all'azione di qualche debole precipitazione. Come vedete proprio su queste aree saranno più evidenti le coste orientali della Sardegna, ma si concentreranno in gran parte soprattutto sul Mar Tirreno. Quindi nessuna azione, temperature quindi che come vedete saranno localmente sotto la media solamente sulla Calabria, ma in genere saranno gran parte sopra la media soprattutto al nord, mentre la giornata di sabato vedrà la prevalenza anticiclonica netta dell'anticiclone azzorniano, che quindi continuerà a mantenere queste temperature e soprattutto tempo stabile, eccetto però nella giornata di sabato la Sardegna sarà più a rischio di qualche piovasco, ma in genere non avremo temporali proprio perché il minimo andrà a concentrarsi soprattutto su Valencia. Attenzione perché qui si rischia ancora una volta sulla Spagna meridionale, su Valencia, il rischio di fortissimi nubifragi e quindi criticità al momento previste. Per la giornata di domenica invece non avremo variazioni significative, sempre con temperature in media col periodo, eccetto una temporanea attenuazione della depressione che andrà verso un indebolimento, quindi non avremo più precipitazioni, sono locali piovaschi sulle zone montane della Sardegna e della Sicilia. Mentre insomma avremo clima mite, ma attenzione perché andrà cambiando la situazione, perché proprio a partire dalla prossima settimana, come vedete, avremo l'arrivo di correnti più fredde di matrice artica che si concentreranno soprattutto sull'Europa orientale e quindi colpirà maggiormente tale settore. Ma attenzione perché potremo risentirne sul fianco destro dell'alta pressione che andrà poi spingendosi verso la Groenlandia, quindi verso i paesi più a nord, verso il circolo polare artico. Quindi è possibile che l'Italia possa essere colpita da un netto calo delle temperature da martedì e di conseguenza un aumento della instabilità, ma ancora da valutare per quanto riguarda la prossima settimana, perché non è ancora ben chiara la disposizione dei minimi depressionari che si andranno a concentrare sul nord-est Europa e quanta aria fredda riuscirà ad affluire sull'Italia per consentire la formazione di eventuali minimi depressionari. Al momento più avvantaggiate sono le aree ovviamente del centro e soprattutto del sud Italia dalle precipitazioni. Ne riparleremo, ma l'entità del freddo quindi è ancora da chiarire. Non perdete i prossimi aggiornamenti meteo.